Lo avevamo promesso in campagna elettorale e per noi le promesse sono un debito, sono una parola da mantenere. Questi risparmiatori erano stati truffati dal sistema, questi risparmiatori portavano addosso le ferite di un sistema che non era stato in grado di tutelare il risparmio e i sacrifici di una vita. Ecco perché il governo del cambiamento finalmente è in grado di dare una risposta grazie al lavoro preziosissimo che ha fatto il sottosegretario Alessio Villarosa, grazie al lavoro del nostro vice premier Luigi Di Maio. Insieme hanno lavorato perché quella promessa della campagna elettorale diventasse una realtà. E allora andiamole a vedere queste promesse mantenute, andiamo a vedere le caratteristiche di un risparmio che finalmente può essere riparato. Allora, non ci sarà alcuna possibilità per soggetti terzi di bloccare azioni risarcitorie nei confronti di Banca Italia, di Consob o di altri enti. Si era parlato di uno scudo. Bene, questo scudo non c'è. I risparmiatori saranno liberi di adire le vie giudiziarie nei confronti dei soggetti che, secondo il loro punto di vista, sono stati protagonisti del risparmio tradito. Quindi non c'è nessuno scudo. Importantissimo, non c'è nessuno scudo. Altra cosa importante, non c'è più un soggetto terzo che deve giudicare il contenzioso, insomma non c'è un arbitro, non c'è un elemento giudiziario, giudicante, un ente giudicante, non è necessario l'ACF, non è necessario l'arbitro Consob o altro ente giudicante con risparmi quindi di tempo e anche di risorse. Il risparmiatore farà una semplice richiesta di indennizzo al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza che nessuno debba provare nulla. Altra cosa importante, il privilegio previsto per i risparmiatori con ISEE inferiore a 35.000 euro. Insomma, queste sono alcune delle caratteristiche importanti di un impegno che avevamo preso con i risparmiatori. Quindi un sentito ringraziamento a Di Maio, a Villarosa e soprattutto è un gesto concreto che questo governo, il governo del cambiamento e che il Movimento 5 Stelle sono in grado di dare ai risparmiatori traditi. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.